Avvocato Teresa Bigliani, è stato sottoscritto da altri 27 comuni un terzo ricorso contro le UTI. In questo caso si chiede l'annullamento di due delibere in particolare della Regione. Sì, andiamo ad impugnare i provvedimenti, nello specifico delle delibere della Giunta regionale, con la quale sono stati nominati i commissari che si sono sostituiti alle conferenze dei servizi, nonché impugniamo la delibera che ha fissato i criteri, in buona sostanza impartito delle istruzioni ai relativi commissari, e le impugniamo già che le riteniamo illegittime in palese violazione delle disposizioni di legge. Per quanto riguarda invece i primi due ricorsi, a proposito di date di convocazioni da parte del TAR, che novità ci sono? Possiamo semplicemente comunicare una certezza, vale a dire che per il 10 febbraio non è stata disposta dal Presidente del TAR alcuna udienza di discussione e a questo punto, valutando i termini previsti dal Codice Processo Amministrativo, riteniamo che entro il mese di febbraio 2016 alcuna udienza, perlomeno per quanto riguarda i 56 comuni ricorrenti da noi patrocinati, potrà essere fissata la relativa udienza. È possibile in punta di diritto che questi tre ricorsi vengano accorpati in un'unica discussione? Non possiamo in ordine a questo fornire alcuna risposta perché tale potere è posto in capo al Presidente del Tribunale.